se non testiamo tutti quanti alla ricerca degli asintomatici non saremo in grado di bloccare le catene di trasmissione. L'aveva fatto a Vo nel Padovano e lo stesso progetto allargato a livello nazionale a luglio il professor Andrea Crisanti l'aveva proposto anche al Ministero della Sanità, ma quell'idea di effettuare centinaia di migliaia di tamponi per scovare gli asintomatici non è passata. Di più, ora nel vedere le lunghe code in attesa del tampone, alcuni presidenti di regione, tra questi Luca Zaia in Veneto, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, hanno scritto al governo per bloccare i test su chi non ha sintomi. Troppi ormai i casi, assai poco di fatto il tempo. Io ho presentato un progetto per dotare l'Italia di un sistema di sorveglianza che avrebbe permesso di consolidare i risultati ottenuti con il lockdown. Voglio dire, noi con il lockdown abbiamo perso 8% del PIL e abbiamo costretto 50 milioni di persone e più a avere per 3 mesi una qualità della vita pessima. Allora, come capitalizzare questi sacrifici? Evidentemente non siamo stati in grado perché i numeri parlano da soli. Una richiesta, quella dei presidenti di regione, legata al numero dei tamponi, sempre più numerosi, che i laboratori non riescono più a analizzare. Ma il problema, ne è convinto Crisanti, non è legato a oggi. Il tempo perso è stato quello dei mesi tra maggio e ottobre. Non so perché non è stata fatta, guardi, non glielo so dire a questo punto. Probabilmente sarà un problema di rivalità politiche, rivalità scientifiche, non lo so. Comunque sicuramente è stata fatta sulla pelle degli italiani.